Dottor Venier, oggi un importante momento di approfondimento per parlare di importanti sfide a 360 gradi tra formazione, informazioni, digitalizzazione e la risposta a dei bisogni crescenti. Sì, oggi il fattore demografico sta influenzando questo settore, ma come tutti i settori del mondo del lavoro, e in questo settore sarà una sempre maggiore richiesta di servizi. Sicuramente la digitalizzazione, che potrebbe apparire quasi controintuitiva rispetto a un settore che si occupa di persone, di medicina, di sanità, di relazioni umane, può essere una delle soluzioni, una delle fattispecie che sempre di più potrà aiutarci a aumentare la produttività delle persone e a fare in modo che le persone lasciano alcuni compiti non core, ma si possono dedicare di più alla relazione e alla cura, e dall'altra parte probabilmente anche a contribuire ad aumentare l'attrattività di questo settore anche per i più giovani. È chiaro che fare questa cosa dove ci sono persone che anche andranno in pensione più avanti, per cui si trovano in questo settore da molto tempo, vuol dire accompagnare le persone a formarsi, a cambiare anche in parte il mindset, quindi la modalità con cui affrontano alcuni temi, e aiutarli a saper utilizzare le nuove strumentazioni e le nuove modalità di lavoro e di interazione anche organizzative in maniera efficace. Noi siamo un'agenzia per il lavoro, abbiamo messo assieme competenze di varie aree specialistiche che avevamo, abbiamo voluto anche incaricare Cergas da Bocconi di fare una ricerca, organizzare dei percorsi formativi sia per chi entra in questo mondo del lavoro, ma anche per chi c'è già, per accompagnare il cambiamento. Ciascuno di noi lo vive sempre con fatica, con paura, con timore, e quindi le persone nella formazione vanno accompagnate a poter gestire meglio questa grande sfida e opportunità anche che abbiamo. E quando si parla di digitalizzazione, oggi più che mai bisogna pensarla anche in un'ottica di welfare sociale, ma anche di un welfare della sanità, perché quando parliamo anche di long term care, vediamo che la digitalizzazione viene incontro a quelli che sono bisogni e quelle che sono anche le prospettive di evoluzione di una popolazione e di un mondo che cambia. Assolutamente sì, infatti anche questo emerge dalla ricerca che è stata fatta, che uno dei temi è proprio quello di utilizzare queste grandi opportunità di innovazione tecnologica che ci consentono di migliorare e ampliare le possibilità di cura, di assistenza, proprio in una logica di welfare, come lei diceva, delle nostre persone più anziane o delle nostre persone più fragili. È chiaro che in questo senso anche la formazione degli operatori che sappiano interagire e in qualche modo anche saper trasferire l'utilizzo di tecnologie magari a persone che sono un po' più anziane, che quindi fanno più difficoltà magari ad accettare alcune modalità. È importante che chi opera in questo settore abbia tutti gli strumenti non solo per poterli utilizzare, ma anche per interfacciarsi con le persone che si evolvono, per poter creare le modalità migliori perché questa cosa poi funzioni, e ne abbiamo veramente bisogno. E oggi Fondazione OIC, come sempre, fa rete con i grandi player che si occupano non solo delle persone fragili, ma di tutto il territorio. Noi oggi siamo qui ospitati in questa struttura veramente all'avanguardia, con un pensiero visionario di chi l'ha immaginata e di come oggi molte cose vengono portate avanti, e ancora mi venivano raccontate poco fa alcune delle cose che sono ancora in cantiere. Devo dire che è importante su questi temi fare rete. Noi siamo da anni partner di OIC, siamo orgogliosi di essere partner di questa realtà e che ancora ringraziamo non solo per l'ospitalità di oggi, ma per tutti i servizi che in questa regione non solo sta portando avanti con grande impegno e anche, lo ripeto, con una capacità di visione non scontata.